todos e benvenidos a questa più con storia, sa trasmissione cui contiamo sa Sardegna a tempur de oe, con intervista a persone de gabbare che nos zona a comprendere un vago commenti su andare esas cose in sa terra nostra. Ora abbiamo subito che in mano vero con noi Ottavio Niddu, poi questionare di spettacoli e di tradizioni. Grazie Ottavio per aver accettato questo compito. Grazie a tutti e per me di adesso mi piace che ci siamo in tutti per questa regionale, ma prima di tutto è di importo questo sul mondo che uso a trattare oggi, dei spettacoli, delle tradizioni, del folklore, questo mondo, come tutte le cose, in questo momento funziona frendi, mega, con questa situazione, con questo danno umano che si succede. Poi sparo chi non lo conosce, Ottavio Niddu presenta e produce in televisione in più di 40 anni di carriera, ha pensato e produito trasmissioni su in tutta canta la Sardegna e struva con un babbo umano della tradizione sarda. Un babbo beccio. Pensiamo solo può vedere questa conduzione di Sardegna accanto, la direzione artistica dei suoi redentori in Nugolo e della festa dei Sant'Efisi in Castello. Tutte manifestazioni di importo che attirano un montone zante e chi fa che intrivalliare in un montone esente. Ottavio, innanzi di entrare in questo scontro di spettacolo e delle tradizioni, una domanda un po' personale. Chi è Ottavio Niddu? Dunque, io sono castellaio. Tengo un pregio umano adesso castellaio, mi piace se io nasco in Santuanni, dunque a Bidanoa, ed è picciochetto, già pubblico due cose che mi piace a me, che mi a trovare in sa memoria, che mi ha aiutato a crescere pensando alle cose di importo della Sardegna cosa nostra. E poi in Santuanni ci viene la confraria che fa di tutti i rituali della città santa, ed io ho detto che dobbiamo cantare, e dunque secondo me è staturata questa cosa. E poi invece un'altra cosa di importo che mi ha assegnato me poi cose che poi appunto arrivate senza vita, con il lavoro, con le passioni e tutto che mi ha aiutato a crescere e stati proprio la festa di Sant'Efisi. Dunque sono due cose che mi hanno insegnato e che mi hanno aiutato a tenere questo pregio di appartenere a questa zona del castello e a questa città. Cavati che hanno castia delle tradizioni, sì, ma invece si non sta lì, ci punti meta cose che ha avuto a turare, via e tutto, e dunque sa castello e tutto, che tutto canta, ma castello non si intende di questa cosa, non intende in ti pregio questa tradizione, secondo me non si manca lì. Quali sono il sosamento stuor di Samizzinnia? E te insignia a stento, contano sul vago di questa vita in Santo Ioanne, come te vedi? Ma casta, una cosa bella di adesso è che quando abbiamo detto che poi vengo 61 anni, dunque sono un vecchio meta, poi sono 40 anni sulle televisioni, poi dopo cominciamo che adesso che teniamo uno scanto 20-22 anni. Questa cosa che mi piaceva di più di questa pizzignia, di si cresce in Castello, in questa zona di Castello, dove Castello è dato uno scanto quartiere, se no su storico, su punti appunto di Danoa, San Marina, Stampagi e Castel Desuso. E si vivia, io se ricordo che vengo è che si vivia da commenti che vengono in una vita, cioè Bidanoa aveva teatro su una vita. Poi Tadeo mi ricordo che entrammo in Isdomus, femmmo tutti gli amici, spicciocchetti di sedali nostra, tutto questo sull'ambiente della proprietà, e andammo con forza, si frequentante, entrando a domo, andando a scuola in pari. E dunque i domus fianto aperta, a noi si faceva quella cosa che non andava bene. Si pianta a zuccare i babbo e mamma senza amico nostro, come di fianco babbo e mamma nostro. Dunque se tu canta, cresce in quella maniera, e vi ha prodotto una comunità. Tu pensi che Tadeo in Santuanni, ogni tanto torno che Tadeo vive un po' in Cale Marconi, in Castello sempre, però ogni tanto torno un castello in Bidanoa, in Santuanni proprio, e mi dava solo tappeto, te l'ho questa strada.
però da questo un dispregio di mano, poiché noi prosaici, ma noi prosaici non poiché non si frequenta plus gente, poiché non c'è plus gente di Castello, questa dopo o meta sono serrate, o funta affittate ai studenti, a questi poveri picciochetti che vivono in 10, in 15, in stanzette spitticchette e traballano dallo giardino e vanno a dormire, dunque non tengono però amore con questa domus, e dunque su questa strada la Castellaia è cambiata un poco, poiché non c'è più amore che tenivano le famiglie di Santos. E come te è nascita questa passione manna che poi è diventata un riballo, cosa tradizione, poi sul mondo di spettacolo. Altra volta che abbiamo scristionato vari, si due hanno vinto quando uno mi narra che io mi interesso del folklore, mi piace, questo è una cosa che mi dispiace. Sì, poi di nuovo del su folklore con me è una cosa che mi dona preso e orgoglio umano. Devo però cominciare in questo mondo estetti a dire su una coincidenza, una cosa strana che non pensavamo, proprio una fortuna manna. Poi Tadeo andai a sapere che hanno cominciato, che avevamo 16-17 anni, mi piaceva danzando a fare su disc jockey. E dunque ha cominciato a irci, volevamo musica, trapallammo in una radietto libera che aveva da Inceraggio, su mi pare, no, Radio Selagius, si seria da irci. Faremo festas animatori, festa de fine anno, tutte queste cose, proprio animatori, tipo villaggio turistico, ma insomma su fare una cosa che è grosso amatoriale, non fia professionali come si fa in timore. E dunque ha cominciato a ballare in questo mondo dei festas, del suo spettacolo narauso. E poi è capitata una fortuna manna che Manti Zerriau può fare un provino in videolina e può presentare Sardegna Canta. Dunque Sardegna non conosciamo nulla di questo mondo. E poi me è stata a diadere su una folgorazione. Perché non teniamo questo legame con cosa sarda sa de noso, su questa cultura sarda, ma via da Sagida Santa, Caponoso, tutto il sardo, su Paolo Castellaio, su Galenti, una confradia angunisi, è più facile essere appassionato. Sant'Efisi, cioè, non c'è Castellaio che non bifa la salvezza di Sant'Efisi con una passione, un'emozione che Cettinoso comprendeva, ma non c'è di stampaggi, proprio tutti Castellaio. E dunque si arrivava in videolina da Manti Serriavo, fai questo profilo, e Manti domandavo de questa scienza che faremo su presentatori, mi sprazza, Luciano Meda, intanto su tenendo un'agenzia teatrale, mi faceva fare gli spettacoli, intanto su faremo su cose in vita, ma ricordo gli spettacoli su Luca Barbarossa, con pure personaggi su nazionali, che intanto venivano in Sardegna a fare i concerti su un Trazza, e dunque Samanti Serriavo vai questa prova che ha superato. Sei stato bravo, sono stato bravo, abile arruolato. E dunque sta pensando, sto entrando in un mondo che quando ha cominciato a conoscere bene, ma devo mai il tapo fatto vincere, e teniamo certi 24 anni, il tapo fatto vincere e noi senza, come il tapo fatto, senza conoscere queste cose. E pensando su pensando a voi, non mi sono mai fermato, sono sempre andato a fare cosa che si chiama ricerca sul campo, sono andato a ascoltare i gare, a applicare a scrivere cose, a intervistare la gente, a fotografare i documenti etnografici, i vestiti sardi, tutte queste cose che avanti sul patrimonio cosa nostra. Mi sono formato in ballo, a pubblicamente punti, i ballo rituali, si danza dei sorteggiamenti, tutte queste cose da questo mondo che mi di adesso affascinato ed è su 1985, Salvini del 85, a oggi io non mi sono mai fermato di conoscere questa cosa, non ho ancora imparato nulla, ci ho lì ancora meno tempo per conoscere questa cosa, però ti posso dire la verità che questo è stato uso pensando sul 85, sul momento in cui ho conosciuto questo mondo di adesso,
ci chiede Elena Ledda in Santo tuttavia sa responsabili musicali di questa trasmissione, mi ha aiutato a comprendere bene tutte queste cose, ed in Santo sa oggi io non mi sono profilmato di indagare in questo mondo delle tradizioni. È un'opportunità per entrare un po' dentro la storia, è un'opportunità per specchiarsi in quella che è la società del passato, la società tradizionale, il momento in cui la condivisione che oggi viene, come dire, espressa attraverso la rete, attraverso la condivisione virtuale, nel passato, nella società tradizionale, la condivisione era un atto importante, era una partecipazione totale. Il matrimonio significava, come dire, alimentare la comunità e quindi far nascere una nuova famiglia. Era un momento importante, un momento che veniva vissuto da tutta la comunità, non era, come dire, un bene familiare. Innanzi abbiamo fatto un cenno a una cosa, a questa parola che a te piace a me, la folklore. Poi te a te questa parola che a qualcuno piace, ti andava. Ma voi Tastia, guardi, il discorso è questo, ma la gente narra, quando questiona la decultura di Serepinara, questo è folklore. E io alcuna cosa, ma lui scisi da bollinare folklore. Folklore è tutto, è su fuedo, è un fuedo composto di due fuedos e tutto di origini anglosassoni, che è folk e lore. Che è un fuedo che ha inventato uno che è giornalista, antiquario, William Thompson, in Araiera, e ha coniato questo fuedo proprio impari queste cose che punti di adero sul patrimonio della gente. Poi da folco li hai gente, li hai popolo, e loro li hai conoscenza, sapienza, scidi fai cose. Dunque questa sapienza, le cose che ci fai, e che deni sa gente, e dunque che deni su popolo. Dunque la folclorica poi è stato adottato da questa comunità scientifica internazionale in tutto il mondo, su folklore, oggi ne hai gusto. Dunque se devo impari a tante altre persone, se uso proprio impegnato a fare, valutare, cioè rivalutare, a tornare a pensare che questo fuoco non è una cosa che può determinare una cultura di serie B o di serie C, ma è di avere sul patrimonio della gente, di ognuno di noi. E dunque questa è una cosa che importa umano su folklore. E a noi avverirare proprio su folklore che forse negli anni 60 e 70, primi anni in cui si vienta formando in mera gruppo folcloristico, a noi avverirare non tutto su punti nasce, su può fare ricerca, può fare e poi fai bene con attenzione, s'avverirare dei vestimenta sansoro o dei balli, sono antifatto, fontinascio si può fare proprio spettacolo di altro, e dunque forse è proprio voi gusto che a questo fuoco mancare non stetto di gaudi ed ero senza considerazioni giuste. Però io penso che invece in questi anni il gruppo settorto, sempre deruso, funti piccando questa coscienza, no? E dunque funti più responsabili, e dunque in meno gruppo sono tanti bocati, tutto il sfrorigiare, tutto il coreografia, inventare, proprio spettacolo. Altro su che diventa una specie di divisa, diventa tutto vestito sa proprio in maniera, e ovviamente da lui tenisi uno vestire sardo, non tenisi una divisa, non è che in una vita si vestia tutto alla sua propria maniera, e dunque se invece il gruppo si può fare spettacolo, si vestia tutti uguali, e varianta come tenere, un gruppo folcloristico ma di questo che non niente fatto ricerca e tutto. Dunque se invece in questo anno sono andati a veritare cesti antipica come la coscienza, le sue importanze, cadeni uno sozio come gusto, che è cultura e folklore. Dunque in meta, in modo di un'aria anti torrao a pensare a identità in solo, a su motivo che da fonti nasce, su che da ognuno di questo sozio nasce di voi, poi valorizzare le cose che si abitano solo. E dunque, in tutto questo anno, se no, ho fatto un incontro su un bagno, e ho questionato con tanta gente di questo mondo, no? E ognuno ha fatto comprendere che hanno significato bisogno, perché a me era tanto paraguannoso, però in verità ho questionato, a ragionare, sul fatto che se lui avesse un'associazione che si deve preoccupare delle vere cose della vita, sul ballo della vita non è sul ballo che ha inventato sul capogruppo che è bravo, gli fai quattro furriadas e ha fatto sul ballo spettacolare.
Dunque, se tu devi tornare a se sensi e tutto su ballo, poi puoi fare con i bonus, però è questa cosa di importo per smanno è cosa che tu torna a portare con il ballo dessa comunità di cosa tua. Poi dopo ci puoi rispondere con i bonus, ma tu devi snare. Non è questo sul ballo della vita tua, ma questo è sul ballo che si inventava per fare spettacolo. Ecco, se si fa questa cosa con onestà intellettuale, questa cosa si può fare. E tu cosa punti in merito, il gruppo sui appunti torrendi a pensare sul ruolo di Sansoro e dunque saranno andare, noi sono rappresentati sulla vita e dunque se vestiti non devono essere tutti uguali, perché questa gente non teneva questa divisa e dunque se si cercano i vestiti di questa festa, dei dognatiri, dei poveri, dei ricchi, dei fiutas, dei totus, che vengono i vestiti di questa comunità e si sta torrendi a rappresentare meglio questa verità di questo mondo del suo folklore. Dunque impari a valorizzare e a donare importo a suo nome e l'importo è tutto gusto del gruppo che fu facendo il mondo, anche la coscienza che è giusto che si vede una cosa di adesso rappresentativa del Sabida e non del suo gruppo folcloristico. No, che in Saghirca si scanta, se che si da esandala, da giugammino, tocca a fare una chirca seria sì. Ed comprende che le sue tradizioni è bene desaida o è un'istada. Poi scusa Giovanni, Medasa pensa che esti di importo solo di Ista o su visitatori, vai bere uno vestito bello, non c'è bisogno che sia bello o leggio, l'importante è la cosa che conta di più, è che sia corso. Non che sia più bello o più leggio. Non si fa che una gara. Non si fa una gara, bravo. Questo è un concorso è bellezza. Bravo, ma chi è che viene attenti con hai caso sul ballo durdurino de Oliena, non è bello come sul ballo tundu de Ittiri o sul ballo tundu in dassa de Orlai. Ognuno deve sul ballo cosa sua, o del suo capitano e tutto, o de che si sia l'accara de Sardignetta. Dunque non c'è, ed è combattendo in mera, ci punta ancora, non scanto vita, che va che organizza da questa festa, con i casa del ballo, dunque il gruppo magari il gruppo sono magari dello spittichetto che ha bisogno dei vestiti, dei vari spettacoli e tutto quanto, vanno a te partecipano, ma secondo me è una cosa che non anda bene con nessuno. Chi conosce la festa di Sant'Efisio, ma anche chi la vive per la prima volta, anche come semplice spettatore, devo dire che si rende subito conto che non si tratta di una semplice manifestazione religiosa, una delle tante centinaia che si svolgono in tutto il territorio regionale, ma immediatamente si rende conto che la festa di Sant'Efisio porta dietro di sé e con sé molti elementi di grande interesse. Mette insieme tante anime, quella devozionale, quella della tradizione, quella inclusiva degli aspetti popolari e lascia emergere questo carattere identitario dei sardi. Una grande manifestazione per un santo che ha avuto sempre un rapporto estremamente forte, intenso con la città, fino al momento del suo martirio, del suo sacrificio, anche un attimo prima, così ci racconta la sua Passio, della sua decapitazione, del suo martirio, ha pensato a Cagliari, ha pregato per la città, per i cagliaritani. In fondo i cagliaritani con Sant'Efisio hanno un rapporto estremamente confidenziale. Noi lo chiamiamo Efisio, non lo chiamiamo Sant'Efisio, sappiamo anche quanto è vicino a questa città. Questa, namos Ottavio, è finza una maniera più giusta di presentare le tradizioni nostre. Oggi abbiamo un altro problema, ma tutto quanto, è più che altro sono chi vivono su contatto con la gente, sono chi riballano in spettacolo. Questo coronavirus che non sarà correndo in domo quasi un anno, anzi più di un anno. Come ti ha cambiato la maniera di riballare tua e come ti sei organizzato, come ti sei cercando di tirare avanti e di fare una maniera che tanta gente che riballa con te cosa sia da riballare. Dunque, questo è stata un'annata mala di adesso, 2020 è stato di adesso una devastazione, proprio un anno di cileggio non devo mai vivere,
non scetti poi non si è fatto traballare, ma poi si è condizionato troppo la vita. Poi è vero che sei ammalariato tutto sul pianeta, tutta la terra, cioè stai male in questo momento con questa pandemia, ma questa cosa più leggia, noi scetti sul fatto che non è traballato, perché se forse tra cose si traballano in questo mondo, che ha perduto il blues, poi Tadeo, con questa festa dei Sant'Efisi, tu pensi che scetti i Sant'Efisi di tempo, un gruppo di traballo che conta 280 persone. Su un gruppo cosa mia, di traballo 280 persone, con vigilanza, gruppo su visiti, accoglienza, del gruppo su a pei, del gruppo su a quattro, dei straccasa, e sparcheggio, e salesiano, e scontrollo, e spassaggio su ogni ruta che porta a suo percorso. Dunque questa squadra cosa mia è 280 persone, traduzioni e speaker, c'è un montone di gente che traballa con me in questa festa. E questa festa ha un traballa progetto, questa di Sant'Efisi, Sario Man, deve avere questo onore manno, organizzate posso comune di Castello, deve essere il direttore organizzativo di questa festa. E dunque a me dispiace meno, tu pensi tanta gente a metta ogni anno potrà ballare in questa manifestazione e tutto questo che c'è in questo mondo. Tu pensi che una città come Castello, la porta da produrre del suo e del suo quattro, quello di 100.000 persone che consumano nei ristoranti, nei bar, dormiti in albergo, in bed and breakfast, e tutto questo su dei leader di attesa, che vengono due a presi di prima e a durante la messa su quattro, bubiri, saperrare Sant'Efisi. Dunque c'è un meccanismo di traballo di avere su dei importo in Sardegna, senza contare che tutto questo che traballo direttamente, come questa squadra cosa mia, come te nostro e tutto. E noi perdiamo Sant'Antioco, sa festa di Sant'Efisi, sa sagra di Saraggio di Morera, e ho perduto di traballare con suo Redentore, con sa cavalcata. Non ho fatto nulla sul matrimonio Sagoia Ceresina, Sagoia Maureddina, tutto questo, i festival di folklore internazionali. Tu pensi che stanno passando, mi pare che hanno fatto uno scanto 18 o 20 di questa manifestazione, in Sesto, in Ittiri, in Sant'Antioco, in Florinas, in ogni che si sia dopo, e ho fatto questa a Manas. Dunque, e che si può fare? Noi che si può fare? Fortunatamente questa squadra cosa mia, non sono ballato in organizzazioni di festa, ma abbiamo un centro di produzione televisiva e dunque la gusta questa cosa che si offende poi da me, da manifestazioni, prima si parla direttamente. Si sprazza, si sprazza, o in convegno, in sala, si manifesta in dose, tutto quanto. Si offende in mera di queste cose, in streaming, in registrazioni, si può trasmettere in televisione, e dunque questa cosa è stata rara. Devo approvare, se riesco a fare, giusto che una manifestazione come mare miniere, che viene ad arrivare uno scambio 10 o 15 concerti, ma tutto organizzato con attenzione umana, poi dobbiamo stare contingentare la gente, dobbiamo prenotare, dobbiamo stare la stessa cadina a prenotare e tutto quanto. E dunque se noi siamo riusciti a fare questa manifestazione. Anche quest'anno, con la terribile pandemia del Covid-19, la nostra vita, quella di tutto il pianeta e quindi anche quella della processione di Sant'Efisio è stata fortemente condizionata, ma si è potuta fare. Certo, non con, come dire, con quello stile, con quegli elementi a noi così cari, con quella partecipazione popolare di un'isola intera, di quelle migliaia e migliaia di persone, ma con una intensità che abbiamo sentito, non di presenza fisica, ma di partecipazione ad una preghiera, ad una, come dire, presenza, anche se soltanto con la parola della fede, con i goccius, con i rosari, con la meditazione. Ecco, quest'anno abbiamo sentito una festa di Sant'Efisio diversa. Secondo l'esperienza tua, quando abbiamo a tornare a cominciare a vivere un vago
questa normalità. Questa tecnologia l'abbiamo a porre a un'ala o abbiamo a cominciare a triballare in una maniera differente in questo spettacolo? Questa tecnologia può seguire a attuare? Ma grazie, questa tecnologia in noi non si vuole provare. C'è da dire che questa tecnologia, poi, questa cosa bella di questa ricerca tecnologica che antidonava a tutto questa possibilità di entrare in comunicazione, in connessione, in rete. E dunque, certo, noi siamo in uno studio televisivo professionale, dove tutto è uno studio televisivo professionale, con telecamere in una certa maniera, però c'è questa possibilità di, in modo, con questa tecnologia, a tutto su fai entrare in questa mentalità moderna. Dunque, io penso che, tenendo conto dei gusti, quando io uso tornare, io spero di vedere, forse quest'anno è troppo a pensare che tornare a questa normalità, che una volta si varia da schifo, questa normalità è questa cosa Più bella che... avvertenti. E dunque, io penso che sì, si possa cominciare a creare un equilibrio di cose reali e virtuali, di fare con la gente e con la tecnologia televisiva, con le riprese e tutto quanto. Dunque, questo è, penso, così si avvetta nel suo tempo benidori, cioè questa possibilità di aguantare sempre di l'uso questa tecnologia. D'altronde in questo mondo, non solo sui clienti, in questo momento si offende un traballo in un mondo di queste tradizioni, a Pizzo del Sistro, sul Museo Etnografico di Nugoro, si offende questo che si seria la realtà aumentata. E questa tecnologia applicata alle tradizioni sì, è possibile da fare, da noi offende sempre in questo progetto impari a sa realtà aumentata, si offende una cosa di immersiva e se usando San Vassao prima, proprio manco un mese prima del lockdown in gennaio, mi pare su 16, su 17, si andava a Mamoiada e ho fatto gli sfoghi su questa vestita dei mammutones e da ser girata con questa tecnologia a 360 gradi. Tenevo una telecamera che riprende a 360 gradi e ho fatto su questa vestita dei mammutones, dunque si sfoga su Sant'Antonio del Mamoiada e sa vestita dei tumbarinos dei Davoi. E dunque in noi, quest'anno si cavadeva su Covid permettendo, dunque su visitatori che andano in questo museo si vuole Socculus, che è questo apparecchietto che si vuole in isouso, una mascheretta, una nauso, e vivi, si muovono come si esti a intro di questa veste. E dunque in noi pure si usa sempre questa tecnologia, adesso ripresa a 360 gradi, e poi questa cosa che ti permette di entrare a intro di questa veste con Socculus, che è un'altra tecnologia. Dunque, sì, si può utilizzare questa tecnologia e in suo tempo venidore, secondo me, adesso sempre deluso. Tecnologia però non si deve scollare mai dalla realtà, cioè le cose che si fa con la gente. Poi in questo mondo, tu pensi, scetta sul ballo, in questo mondo non esiste di ballo che non ti dica mano con sa mano. Dunque c'è l'unione della gente. Questo distanziamento sociale che sta un poeta troppo peggio, poeta poteva inventare che si sia cosa, ma tonoso è una sofferenza manna. Poi i tenori, quando cantano, si imprassano, sono con sacro, si toccano, e Gavino Gabriele la gaiera da questo stanto di concerto molecolare, poi si muove tutto il suo corpo quando canta, non c'è questa voce che indibesi. E dunque saponoso è un danno umano questo, e dunque è importante a mantenere questa tradizione, come su connotto, dunque con sa gente in presenza, ma questa tecnologia di realtà aumentata o di trasmissione televisiva, sia da professionali, come te gusta che fadevo olio, come te gusta che fadevo noce, tutte le aziende specializzate, ma pure questa domestica che io ho portata a te. Ottavio, io ti do grazie per aver accettato questo compito, per aver fatto questa regionata sopra questa tradizione, questo argomento, questo tema che è importante dell'identità nostra. E speriamo di non tornare a bere, di non tornare a fare una regionale in un tempo
più tranquillo, che cagasse questa veste in manna e abbiamo un piacere a teare d'orra con noi, si può arregliare sempre delle tradizioni della Sardegna nostra. Ma grazie per con me, è un crescere umano, per questionare delle cose che mi appassionano, e infatti abbiamo sempre questo, a tutto il corso di entrare in questo mondo, decentrare adesso con due cose, rispetto, poi questo che è il patrimonio di tutta gente che prima di noi vive in questa terra, e decentrare certi desideri e passioni di adesso. A te che non a tutta forza. Grazie ancora.